Non mi sembra molto cambiata. Oh. Non se ne rende conto. Buon Dio, fa che non sia vero. Sediamo insieme, come facevamo giocando da Miss Wade, su quel tronco. Vi? Sì, Come trovi, Flo? mi pare sempre la stessa. Oh, non gliel'hanno detto. Che Dio non voglia. Tenendo le mani in quel modo, sognando l'amore. Flo, Sì, come ti pare che stia lui? con questa luce si vede poco. Oh, e lei lo sa? Dio, fai che non succeda. Non possiamo parlare dei vecchi tempi, di quello che è venuto dopo.
aziende di fisica. È la mia vita. Bene, dunque, la procedura è questa. Prima di verificare le qualifiche di un candidato, usiamo sottoporgli un piccolo test per esaminare le sue reazioni psicologiche. Nessuna obiezione. No, per carità. Bene, sieda, prego. Posso attaccarle questo apparecchio ai polsi? Che cosa sono? Elettrodi. Ah, già. Ma che buffi arnesi. Innesto la spina. Innesta la spina? Ah, già, è ovvio, è necessario. Per stabilire se sono idoneo, vero? Indiscutibilmente. Si rilassi, non pensi a nulla. Ah, no. Si rilassi completamente. Si sente rilassato. Lei si considera un individuo accettabile? Non eccessivamente, ecco, io Ha mai crisi di pianto? non le chiamerei proprio crisi di pianto. Fa spesso cose di cui subito si pente? Dirmi cose di cui mi pento, ecco, dipende da ciò che lei intende per spesso. Le donne la sconcertano? Donne, Uomini. uomini, ecco, stavo per rispondere delle donne. Si sente sconcertato? Sconcertato. Dalle donne. Donne? Uomini. Scusi un momento, ecco, io vuole dire 2 risposte in una volta o una complessiva? Dopo una giornata di lavoro si sente mai stanco, irritato, agitato, nervoso, bisbetico, patologico, frustrato, incapace di concentrarsi, incapace di dormire, incapace di mangiare, incapace di star seduto, incapace di stare in piedi, lussurioso, sensuale, in un calore pieno di voglie, pieno di energie, pieno di paure, svuotato di energie, di paure, di voglia. Ecco, è difficile dire. Si sente un individuo socievole. Ha toccato un tasto interessante. Soffre di eczemi, apatia, Beh, forfora ecco, io e Virgo in tacca. sì, lo sono, non ne faccio un mistero. È sempre stato Virgo in tacca. Sempre, Da quando è nato? da quando sono nato. Lei ha paura delle donne, delle loro voci, delle loro risa, dei loro abiti o delle loro scarpe, delle loro occhiate, del loro modo di parlare, del loro modo di sedersi, delle loro mani, bocche e piedi, delle loro polpacci, delle loro cosce, delle loro ginocchia, delle loro
Perché non mi dirmi buongiorno? Perché non ti conosco. Si dice buongiorno alle persone che si conoscono e a quelle che non si conoscono. E poi del resto mi conosci, quindi puoi dirmi buongiorno. Ah, sì, scusami. Ora ti riconosco. Pertanto ti dico buongiorno. Come va? Come ti senti? Come stai? Io non voglio più dirti buongiorno, perché non mi piacciono le persone che non mi riconoscono. Dimmelo ugualmente. Io dico buongiorno alle persone che conosco e a quelle che non conosco. Non lo dico alle persone che non mi riconoscono. Con queste non parlo nemmeno. Che ore sono? Mezzogiorno meno un quarto, Maria Giovanna. Ah, no. Mezzogiorno e 10. Ah, scusami, mezzogiorno e mezza. E perché non andiamo a pranzo se già mezzogiorno passato? Perché la professoressa non lo sa. Ma le basterebbe guardare l'orologio. Perché non lo guarda? Se non può fare due cose in una volta sola, non ne potrà fare due. Non potrà parlare e guardare l'orologio contemporaneamente. Io posso farne ben 4. Stai a sentire lei, stai a sentire te, parlarti e avere fame. Ed è molto più difficile che farne 3. Potremmo fargliene fare 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1.000.000 di cose. 1.000.000 di cose in una volta sola. Ma è molto più difficile che farne 2 contemporaneamente. Perché? Sei troppo stupido per capire. Non sono stupido, sono miope. E allora? Resta a sentire quello che dice! Tommaso! Che cosa avete fatto ieri pomeriggio? E ieri alle 16, alla fine delle lezioni, sono tornato a casa e non ho trovato mia madre. Era in un viaggio di lavoro con mio padre, lo sto accompagnando ultimamente, quindi non ho trovato nemmeno lui. Tommaso, voi siete logico. Ma nemmeno mia moglie l'ho trovato. Vostra moglie non era in casa? No, non poteva essere in casa. Come è possibile? Non ha l'abitudine di aspettarvi? Vi è forse venuta incontro attraverso una strada diversa da quella che voi percorrete di solito? No, non era comunque possibile che mi venisse incontro. E perché? Perché non ho moglie. Meglio così. Temevo fosse malata. Mr. and Mrs. Smith.
C'è scritto che Bobby Watson è morto. Mio Dio, poveretto. E quando è morto? Perché ti stupisci? Lo sai benissimo. È morto 2 anni fa. Siamo andati ai suoi funerali, ricordi? 1 anno e mezzo fa. Certo che me ne ricordo. Me ne sono ricordata subito. E che non capisco perché tu ti stupisca vedendolo sul giornale. Sul giornale non c'è. Me ne sono ricordato per associazione di idee. Peccato. Era così ben conservato. Era il più bel cadavere di Gran Bretagna. Non dimostrava la sua età. Povero Bobby. Erano 4 anni che era morto. Ed era ancora caldo. Un vero cadavere vivente. E com'era allegro. Povera Bobby. Vuoi dire povero Bobby? No, penso a sua moglie. Lei si chiamava come lui, Bobby Watson. Quando li si vedeva assieme non si riusciva a distinguere l'uno dall'altro. È stato solo dopo la morte di lui che si è potuto sapere con certezza chi fosse l'uno e chi fosse l'altro. Tuttavia, qualcuno le fa ancora le condoglianze. Tu la conosci? Non l'ho vista che una volta, per caso, al funerale di Bobby. Io non l'ho mai vista. È bella? A tratti regolari, pure non si può dire che sia bella. Troppo alta e troppo massiccia. I suoi tratti non sono regolari, eppure la si potrebbe dire bella. È un po' troppo piccola e magra. È insegnata di granto. E quando pensano di sposarsi quei due? La primavera prossima, più tardi. Bisognerà per forza andare a quel matrimonio. E bisognerà anche fare un regalo, mi domando quale. Perché non gli regaliamo uno dei 7 piatti d'argento che ci avevano regalato per il nostro matrimonio e che non ci sono serviti a nulla? È triste per lei essere rimasta vedova così giovane. Per fortuna non avevano figli. Non ci sarebbe mancato che questo figli. E che cosa ne avrebbe fatto, povera donna? È ancora giovane, può benissimo risposarsi. Il lutto le sta così bene. E chi si prenderà cura dei figli? Sai che hanno un bambino e una bambina. Come si chiamano? Bobby e Bobby. Come i loro genitori. Lo zio di Bobby Watson, il vecchio Bobby Watson, è ricco e vuol molto bene al bambino. Potrebbe incaricarsi lui dell'educazione di Bobby. Sarebbe logico che la zia di Bobby Watson, la vecchia Bobby Watson, potrebbe dal canto suo occuparsi dell'educazione di Bobby Watson, la figlia di Bobby Watson. Così la madre, Bobby Watson Bobby, potrebbe risposarsi. Ha qualcuno in vista? Sì, un cugino di Bobby Watson. Chi? Bobby Watson? Di quale Bobby Watson parli? Di Bobby Watson, il figlio del vecchio Bobby Watson, lo zio di Bobby Watson, il morto. No, non è quello, è un altro. È il figlio della vecchia Bobby Watson, la zia di Bobby Watson, il morto. Ah, Bobby Watson, il commesso viaggiatore. Tutti i Bobby Watson sono commessi viaggiatori. Che mestieracci. Eppure si guadagna bene. Sì, quando non c'è la concorrenza. E quando non c'è la concorrenza? Il martedì, il giovedì e il martedì. Oh, e che cosa fa Bobby Watson quei 3 giorni quando non lavora? Si riposa, dorme. E perché non lo fa, visto che non c'è la concorrenza? Non posso sapere tutto, fai delle domande stupide. Lo dici per umiliarmi? Sai bene che non è vero. Voi uomini siete tutti uguali. State lì tutto il giorno, sigaretta in bocca, vi dipingete le labbra e vi ci pigliate 50 volte al giorno. Quando non bevete a più non posso. Ma che cosa diresti se vedessi uomini fare come le donne? Fumare tutta la giornata, incipriarsi, chiastricciarsi di rosso le labbra e bere il whisky.
fra qualche anno si dimenticherà di questo momento di debolezza. Sa cosa fa un uomo quando la donna nel suo cuore non lo ama più? Diamine, un'altra. No, si uccide! No, non si uccide. Lo faccia per i suoi cani. Ah, non insista. Lo faccio per il dovere che abbiamo tutti di apprezzare al giusto la vita e di non farne vanogetico. Toica! Lo faccio per l'umanità che attende canto da lei. Sta fresca. Lo faccio per i suoi genitori. Orfano! Lo faccio per la sua coscienza. Ah, fesserie, lasciatemi sparare, voglio uccidervi! Per la patria! Per i morti. Niente voglio morire! Senta, Dica pure. mi mandi all'inferno se le chiedo una cosa. Ma si immagini, parli. Io non ho il piacere di conoscerla, lei non sa niente di me. Tuttavia, posso chiederle un piccolo favore? Se posso. Non succeda. Lo faccia per me. Beh, quando è così, non posso dire di no, francamente. Grazie. Le pare? Dovere. Buonanotte. 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 Che persona compita. La fuga. Senti ancora qualche rumore? Mi pare di sì. L'ora non è ancora giunta. Sarà bene attendere ancora un poco. Dunque, dicevamo, 5.000 al metro. 5.000 al cameriere di tavola che è stato molto gentile. Molto gentile, ma le pretende. Ieri ha trovato modo